Si è svolto a Palermo l'incontro AIDI incontra le imprese siciliane promosso dal delegato regionale avvocato Federico Lentini. L'evento ha riunito tanti imprenditori e rappresentanti del direttivo, l'Associazione di Imprese d'Italia AIDI, realtà in crescita che mira a creare sinergie tra aziende su scala nazionale. Con oltre 250 imprese aderenti, l'AIDI punta a un ecosistema imprenditoriale dinamico. La Sicilia ha avuto un ruolo chiave nell'espansione dell'associazione con la prima delegazione regionale nata proprio nell'isola. Tra i temi affrontati lo sviluppo di settori strategici, energie rinnovabili, edilizia ecosostenibile, turismo e sicurezza, presenti esponenti istituzionali, tra cui l'assessore regionale alle attività produttive di Tamaio e il senatore Marco Scurria. La possibilità di far crescere le aziende, a nostro modo di vedere, dipende dalla loro capacità di aggregarsi e di generare delle sinergie a livello imprenditoriale che possano aiutarle e che possano aiutare il territorio a svilupparsi. Da questo punto di vista io sono molto felice che Agrigento e la Tecnologica Service, che è una società che si occupa di sicurezza e che ha sede proprio ad Agrigento, abbia fatto questa attività pionieristica nell'associarsi ad AIDI e nel generare per prima quel tipo di ipotesi collaborativa con altre aziende che piano piano sta dando i suoi frutti, sia nell'ambito dei rapporti associativi sia nell'ambito della crescita del territorio. Non è un caso che oggi noi riusciamo a interloquire parlando di sicurezza sul lavoro in maniera molto più chiara e con una platea molto più estesa, perché AIDI è un contenitore all'interno del quale gli associati poi condividono anche le prospettive, le idee e le reciproche attività. Quindi io sono molto felice che la Sicilia e Agrigento sia stata la prima da questo punto di vista a generare una delegazione che poi fa capo ad un sistema molto più esteso che è quello di AIDI a livello nazionale. Sì, devo dire che da quando ho iniziato a svolgere l'attività di coordinatore regionale mi sono reso conto che le aziende siciliane hanno una resistenza quasi genetica all'idea di associarsi tra di loro e non è un caso che per estendere la rete di associati e per estendere le collaborazioni io abbia fatto ricorso e abbia richiesto l'aiuto di molti professionisti, colleghi avvocati, commercialisti, consulenti direzionali che probabilmente seguono le aziende in maniera costante e possono valorizzare ancora di più l'interesse dei loro clienti ad una partecipazione associativa. Questa resistenza però piano piano secondo me si può superare con un grande sforzo, ma anche con la grande capacità degli interpreti di associazioni che ritengo assolutamente funzionali come AIDI proprio in questa prospettiva. Come mi sono permesso di rappresentare, nessuna azienda ha la necessità di trovare un posto all'interno di un'associazione, ma quando sono entrato all'interno di AIDI ho capito che AIDI può essere un'associazione in cui vale la pena di trovare un posto, quindi da questo punto di vista sono orgoglioso, ripeto nuovamente, che la Sicilia abbia fatto da apripista per la generazione di questo tipo di sinergie. Ho detto poco questo durante il mio intervento: fare rete e lavorare in un rapporto di reciproca collaborazione. Il mondo delle istituzioni che io rappresento con il mondo privato. Dai confronti nascono spesso idee, nascono spesso dei progetti e anche interventi legislativi. Sono nati dei confronti con le associazioni di categoria e con le associazioni che si occupano del mondo produttivo siciliano. Per cui bisogna creare rete, bisogna creare vari confronti periodici, perché questo governo è molto attento al mondo produttivo siciliano e il governo Schifani ha puntato tanto affinché attraverso il mondo produttivo siciliano si possa crescere, creando PIL, ricchezza e occupazione.